Io vi voglio parlare un attimino di quella che è la performance della nostra associazione, che per il secondo anno consecutivo chiude il bilancio degli associati con una crescita 3,3% su base regionale, ed è un risultato di tutto rispetto, considerando che questa crescita si conferma per il secondo anno consecutivo. Le 3 province regionalizzate avrebbero un 4,4% di crescita. Ci riteniamo molto soddisfatti del risultato ottenuto ed è una premialità alle politiche e alle iniziative che noi stiamo portando avanti a livello locale per le nostre imprese. È merito di un'equipe di promotori, diciamo così, del nostro marchio sul territorio. Recepire quelle che sono le necessità delle aziende in questo periodo è complicato. Quello che sta facendo il nostro commerciale lo sta facendo bene. Noi di questo siamo particolarmente orgogliosi, perché essere l'unica associazione datoriale in crescita a livello regionale ci fa sentire ancora più orgogliosi di questo risultato. Siamo osservati speciali in un certo senso, diciamo, a livello nazionale, perché i risultati che noi abbiamo ottenuto in questi 2 anni vedono premiato quello che noi abbiamo messo in campo. Sono questi i risultati che ci spronano la nostra associazione a fare ancora meglio, a cercare di recepire ancora di più quelle che sono le problematiche che stanno emergendo nel mondo del lavoro nell'insieme. Questi risultati particolarmente soddisfacenti ci spronano anche ad agire in maniera più concreta sul territorio, cercando in maniera più presente, con proposte magari più intense, a interloquire con i nostri non diciamo i concorrenti, i quali Confartigianato o Confesercenti o Confcommercio. Sono le confederazioni con le quali noi dobbiamo interloquire per portare avanti dei disegni o comunque dei progetti anche a livello comune, perché se abbiamo raggiunto questi risultati con il metodo con il quale stiamo lavorando, ci spronano ad accrescere, diciamo, questo sistema o a svilupparlo in modo più completo, perché comunque è nato 2 anni fa questo sistema e piano piano lo stiamo sistemando, a sistemarlo in modo che possiamo essere sempre più presenti e più vicini alle imprese, in modo di accrescere appunto questa nostra presenza e di dare alle imprese risposte concrete nel più breve tempo possibile, che è quello che loro chiedono. Perché le imprese oggi chiedono di essere, diciamo così, assistite in modo veloce, sburocratizzando dove si può e raggiungendo l'obiettivo in tempo più veloce possibile, perché oggi perdere un giorno vuol dire, tornando indietro nei tempi, perdere un anno nei tempi passati.